Amici bellini, veramente di tutto è successo, pure sto capello che vola, che col green screen non si vede. Aiuto, cioè mi sveglio e abbiamo sgravato, è arrivato il We Go che aspettavamo, sono arrivate maglie, oggi è giorno di partita, si discute di qualsiasi cosa, cominciamo! Allora, grandi emozioni, Ciro D'Ambrosio, benvenuto. D'Ambrosio tra l'altro si è ritirato, qualcuno dice devi chiedere scusa a Schira, ma questo è un discorso che ci interessa di meno. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, lasciate un hype, lasciate dei like, dobbiamo arrivare a 1926 like secondo me, per un'operazione che per un momento è sembrata in bilico l'inserimento dell'Ipsia, che poi deve essere tutto confermato, onestamente non lo posso sapere, qualcuno lo dà per certo, Romano non ne ha parlato assolutamente, Romano ci ha ripetuto con grande calma che era tutto fatto già martedì, già si erano messi d'accordo sulle cifre. Mi interessa pochino, mi interessa veramente pochino, mi piace semplicemente sottolineare che il Napoli ha avuto un problema e lo ha risolto, questa è la cosa più importante. Poi che ci siano 5 milioni in più, 5 milioni in meno, ad oggi, vista la situazione economica del Napoli, dove onestamente ce lo possiamo permettere senza rischiare di fallire, onestamente mi interessa di meno. Forse più interessante è parlare della clausola rescissoria, che adesso ci stanno dicendo 75, 80, è arrivata già a 90 mentre si scrive. Però se ci spostiamo un attimo con gli screenshot così, io l'ho fatto, l'ho presa proprio a impulse buy, perché ero pronto e l'avevo detto, vi avevo detto voi state parlando di cose eccetera eccetera, mettetevi da parte i soldi perché il Napoli gioca in casa oggi, stasera, e doveva presentare la pre-gara, la pre-game, la maglia che non è la training perché ti alleni con la training, ma la pre-game è diversa e ricorda immediatamente la Voiello, la maglia Voiello degli anni 90. Se vi devo dire una cosa, onestamente appena l'ho visto ho detto bellissimo, perché mi piaceva l'idea, ne avevamo parlato, dei dettagli azzurri invece che blu scuro sul bianco, è bellissima. Non mi fa impazzire il colletto quello là, ma sono io che sono fissato coi colletti, sono fissati, a me piacciono, ecco per esempio quella della felpa, perfettissima, quella della felpa proprio pulitissima eccetera eccetera, però onestamente ho risparmiato anche qualcosina, perché 75, poi ci devi aggiungere nel mio caso 19 di spedizioni di euro, perché deve viaggiare oltre oceano, e insomma l'ho presa immediatamente. Bello l'SSC Napoli dietro, perché nessun nome, non ci dobbiamo affezionare nemmeno a Højlund, perché è capace che fa 20 gol, obbligo di riscatto e poi se lo vengono a prendere tipo Kim, ma ci arriviamo. Insomma ci sono dei dettagli in questa maglia non trascurabili, perché è bella proprio. Se voi andate a vedere nello specifico, bellissima, e lo dice pure, lo spiega, Tailored by Culture, spettacolo. La maglia pre-match della SSC Napoli è un tributo raffinato all'arte, alla storia, all'identità partenopea, ispirata ai motivi geometrici del pavimento di Palazzo Reale. Pronti? Vai. Salve. Non perdiamo tempo. Ciao, miseria. Conte, buongiorno. La maglia presenta un elaborato pattern grafico e accenni vintage che donano un tocco retro allo stile moderno del capo. I colori dominanti sono il bianco e l'azzurro, combinati in un gioco di contrasti armoniosi che esaltano sia la tradizione cromatica del club sia l'estetica classica napoletana. Non è un capo sportivo, è un incontro di storia. È importantissimo che ci sia il racconto, che ci sia tutta la... non devi fare solamente un disegnino e la vendi. Tutto il racconto, il concept è la cosa più importante quando vai a vendere un capo, e su questo secondo me top assoluto, top europeo, forse mondiale, nel senso che veramente stiamo facendo dei lavori spettacolari e sono veramente molto soddisfatto. I complimenti a Valentina si estendono a pioggia, perché è veramente bellissima, e qua non mi sono fatto fregare perché io volevo la maglia away, ma ero in piscina e quindi subito è stata sold out, non è tornata, e quindi cominciamo a prenderci questa. Non c'è MSC, c'è Coca-Cola, mi cambia poco onestamente, si è creata comunque un'identità
tra Napoli e MSC, Napoli Coca-Cola. Se leggo Coca-Cola c'è una maglia brasiliana, la maglia dell'Argentina di tanto tempo fa, adesso è il Napoli e quindi va benissimo così. Dopodiché togliamoci uno sfizio e li mettiamo entrambi in verde. Elmas lo abbiamo visto arrivare a Napoli, sorridentissimo, è proprio un amico che torna in città, una roba bellissima. Per far entrare Elmas, e lo mettiamo qua vicino McTominay eccetera eccetera, dobbiamo fare uscire in questo momento Lukaku. Non farei uscire Mazzocchi perché su Quanlu ci hanno detto che la pista è freddissima, si è raffreddata, il Napoli non si è fatto sentire più. Di conseguenza spostiamo momentaneamente Lukaku nelle uscite, nel senso che fuori lista almeno fino a gennaio e poi da gennaio ne riparliamo. Højlund si può prendere tranquillamente e mettere qua tra gli under 22 perché è un 2003. Brescianini non se ne parla più, Mainu qualcuno continua a parlarne, vediamo. Anche Quallu lo dobbiamo rendere grigetto e questa è la situazione attuale. Io con l'arrivo di Elmas e con l'arrivo di Højlund sono già molto ma molto soddisfatto. Leggo i voti al mercato, spostiamoli quando il mercato effettivamente si chiude, perché è un esercizio che si fa, si dà un numero così poi si può giudicare il numero che uno ha dato, ma era importante il segnale, dare il segnale. No, non hai preso la scartina qualsiasi, venendo meno Lukaku prendi uno importante che comunque è giovane, comunque è futuribile, quindi hai anticipato possibilmente un'operazione che avresti dovuto comunque fare l'anno prossimo. Non è che puoi puntare su Lucca solamente, e può avere comunque un futuro. Lucca ci hai puntato molto, quindi il Napoli secondo me ha fatto un'ottima operazione in una situazione di emergenza. Questo probabilmente ha fatto impegnare un budget, una parte del budget che avresti potuto, senza l'infortunio di Lukaku, forse dirottare su un centrocampista che possa sostituire Anghissà, o magari i soldi di Quanlu, avresti potuto tirare meno sul prezzo, non lo possiamo sapere, ma la punta era troppo importante secondo me. Se possiamo dire che a centrocampo in qualche modo Gilmour dentro doppio play o anche Mezzala, oppure ci adatti Elmas lì, sulla punta l'adattamento era troppo pesante, perché è chiaro, puoi fare il falso 9 De Bruyne però poi lo perdi in fase di rifinitura, puoi adattare altra gente. L'adattamento forse è meglio farlo con dei centrocampisti con caratteristiche diverse di Anghissà che non in attacco inventandoti delle cose. Quindi io sono soddisfatto. Lo stesso Vergara che resta può rientrare nelle rotazioni a centrocampo, nessuno ha le caratteristiche di Anghissà e lo dobbiamo accettare. Poi vediamo che succederà con Zanoli, con Ambrosino. C'è dire, io l'ho lasciato qua in uscita perché deve uscire, non è che così, anzi secondo me dovrebbe anche lasciare il numero a Elmas probabilmente, ma vediamo Elmas cosa fa. Può tornare a essere il numero 12, può tornare a essere che lui è stato numero 12, vediamo. È anche simbolico, vediamo quali numeri sceglieranno i due nuovi acquisti. Ovviamente vi rimando al volume al sito gaming, al canale YouTube Gaming Fluidzot, link in descrizione, se non c'è lo rimetto, per farvi sapere in anticipo come finirà la partita col Cagliari, dove Conte ha detto bene, umili, seri, dobbiamo fare la partita partita serissima, anche perché partita pre-sosta, lo sapete che è delicata, perché poi se non va bene ti lascia un retrogusto troppo lungo, e poi possiamo parlare delle cose della nazionale, dove viene confermato Politano ma non c'è Lucca. Ecco, ci dobbiamo un po' coccolare Lucca in questo momento, che potrebbe avere una botta psicologica anche dall'arrivo di Højlund, quindi con calma. Ricordiamo a Lorenzo Lucca che hai fatto un percorso con Conte breve, ma lo hai fatto, e quindi parti comunque in vantaggio rispetto a Højlund all'inizio, non ti preoccupare, e poi si metteranno al passo gli altri. Stai tranquillo, usa la cazzimma come tu sai, e io sul gioco sono molto soddisfatto di te. Falsissimo. E anche in campo secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni insieme. Poi in altre notizie ci è uscito un reel di Decibel Bellini, un po' sibillini
perché pare che invece resti, e allora mo dobbiamo capire se resta Bellini ma confermano la ditta di Jolier, la compagnia di Jolier, oppure se hanno ammischiato tutto, perché una cosa di cui non ho parlato è che rispetto a Timo Suarez sono usciti anche dei vecchi tweet non proprio per la quale, e può essere che non si sia fatto un background check molto approfondito. Ovviamente internet è così, appena esce un nome nuovo tutti vanno a cercare e si trovano dei tweet magari non proprio in linea con col Napoli, con certi valori anche di inclusività. Io ho letto distrattamente perché l'argomento non mi sembrava un argomento molto interessante, però adesso la novità è che potrebbe essere rimasto Decibel Bellini, quindi vedremo tra poche ore cosa succederà allo stadio. E nel frattempo pare che il Chelsea ha preso buona nota, perché tra le varie notizie, veramente 1 miliardo di notizie solo oggi che c'è la partita, e poi in realtà ci saranno settimane di nulla dove dobbiamo recuperare. Voi statemi dietro, occhio agli accordi e statemi dietro, perché oggi la live purtroppo non riesco a farla, o forse la farò al volo da cellulare perché sono in viaggio per andare a suonare, vado di nuovo sull'isola del fuoco, e quindi state tuned perché poi verrà slittata tutta l'analisi tattica, ci divertiremo ovviamente come sempre, però cercheremo di spalmare anche i contenuti, anche se non sono rilevanti più nel giorno, devi sempre stare a volo con il tempo che stringi, però sì, sono uscite anche le date della Champions, prima partita col City, ultima partita col Chelsea, e il Chelsea pare abbia buonanotte, che può essere marcato da buongiorno, una cosa bellissima che ho letto sul gruppo Telegram, e Garnacho, potrebbe essere interessante toglierci un altro sfizio. Sono tantissimi gli incastri, alcuni romantici, altri sfiziosi da vedere, e noi non possiamo far altro che goderci il percorso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere che ne pensate della maglia, perché su Højlund io credo che siamo tutti d'accordo che andava fatto, poi le cifre, poi qualcuno può dire, ma andava preso, e io sono molto contento.